Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Civilization 6. Allora, ho visto che i video che ho caricato vi stanno piacendo molto, quindi continuiamo così. Allora, mi avete detto che la torre d'assedio in effetti è molto più utile della catapulta in quanto permette di aiutarci nella diminuzione della forza difensiva, che dovrebbe essere la barra azzurra, ovvero la barra della fortificazione. Quindi mi avete detto che queste unità ignorano questa barra della resistenza, quindi le mura intorno grazie alla torre. L'ho spostata qua proprio per evitare il fiume. E mi avete detto che la catapulta è utile ma fino a un certo punto, perché è più utile appunto quella. Comunque, mi è arrivato il cavetto ma non funziona, quindi ho collegato l'adattatore al microfono e poi alla scheda audio, non funziona, quindi neanche questo. Continuo così, però in un futuro vedrò di prendere un microfono magari completamente col jack, così risolveremo ogni tipo di problema legato all'alimentazione. Intanto vediamo un po'. Vediamo un po'. Pace negoziata. Molti mi hanno detto: perché non hai fatto pace con San Pietroburgo? Avevi l'opportunità di farlo. Per il momento no, perché conviene ancora continuare la guerra. Quindi lasciamo per adesso l'incostruzione questa. Io tra un quindicina di minuti interromperò magari la prima parte e poi continueremo con la seconda. Allora, vediamo che succede. Il nostro carro è stato purtroppo eliminato per via dell'attacco avversario. Attenzione. Ci hanno buttato a terra. Ecco, nuova pace. Potete vedere che ci offre, continua a offrirci questa reliquia, ma io rifiuto per il momento lo scambio. Non mi interessa per adesso. E allora, vediamo cosa succede. Cosa c'è qua? Non mi dite che sta per scoppiare una rivolta, perché... Ah, ecco, unità uccisa. Bene, abbiamo inviato la carovana a Seul, sta quasi per arrivare. E intanto, vittoria schiacciante. Se dovessimo attaccare questi, diamogli una bella botticella. Fatto. E allora, qua a Seul abbiamo... Oh, ok, un attimo. A Seul abbiamo... è molto importante. Abbiamo inviato una carovana. Infatti, se andiamo alla sezione della città-stato, un emissario, 2 emissari scienze in ogni stretto campus. Potrebbe essere interessante raggiungere i 6 emissari. Però, per il momento... abbiamo come rotte commerciali 2 capacità e 2 rotte attive. Quindi una a Hong Kong e una a Seul. Bene, Seul sarà la nostra seconda città satellite. Allora, che facciamo? Unità attende ordini. Adesso vediamo come attaccare. Quindi vediamo un po'. Ecco, quest'unità è messa molto bene a livello di attacco, quindi potremmo attaccare questo, addirittura distruggere questo carro qua che potrebbe darci fastidio in futuro. Quindi dai, attacchiamo ragazzi. E i nostri lancieri potrebbero eliminarlo definitivamente. Vai. Allora ragazzi, iniziamo ecco, qua c'è una promozione disponibile, però non la facciamo perché abbiamo per adesso la salute massima. Quindi qua io direi di iniziare a bombardare il centro città. Vai. Abbiamo tolto qualcosa. E adesso andiamo a bombardare anche di qua. Vai. Bene, così. In teoria questi spadaccini, sconfitta rovinosa. Ecco, appunto. Però per il momento questi qua, ecco, io non capisco appunto. Dite che ignorano la barra della resistenza, ma io non lo vedo questo grande guadagno. Andremo a perdere tante unità così. Allora, queste unità col carro, spostiamole un attimo qua. Vediamo cosa c'è, cosa nasconde. Perché non nasconde niente, ha terminato le truppe. Allora, questi li fortifichiamo. Poi questi li lasciamo qua, il carro lo fortifichiamo. Cosa rimane? I lancieri, questi non attacchiamo, sconfitta rovinosa, ci ammazzano, quindi fermi. Questi abbiamo attaccato, questi lancieri hanno terminato il loro turno. Il carro poi lo sposteremo più a sinistra. Questo è pure fortificato. Bene, turno successivo. Allora ragazzi, ah, meno male, almeno ci siamo fatti un po' amico Montezuma. E allora, hanno reclutato altro carro. Penso che i lancieri non ce la faranno. Non ce la faranno. Ce l'hanno fatta, fortunatamente. Sono riusciti a dargli anche un bel po' di fastidio. Sono tutti sti rumori. Sti
Stiamo perdendo gli arcieri, ragazzi. Meglio farli ritirare un attimo perché questi sono importanti. E allora, meno male che Hong Kong ci copre le spalle da dietro nel caso ci dovesse attaccare qualcuno. Hattusa, nuova città-stato. E allora, questi lancieri li dobbiamo portare immediatamente via perché ci creerebbero dei problemi seri. Quindi via di qua i lancieri. Questi arcieri demolirebbero abbastanza. Ecco, andiamo un bell'attacco a questo carro. Questo carro lo possiamo spostare invece qua. Bene. Questi arcieri mi sa, ragazzi, che dobbiamo mandarli un attimo via. Allora, continuiamo ad attaccare il centro città. Questi li facciamo uscire, quindi li portiamo fuori e li fortifichiamo. Questi ragazzoni qua adesso li dobbiamo lasciare qui tranquillamente, basta che difendiamo. Lo scout ha recuperato appieno, quindi lo mandiamo fuori. E adesso cosa dobbiamo fare? Questi adesso dovremo recuperare. Questi continuiamo a fortificarli perché non voglio che muoiano. Sono le nostre unità grandiose, questi spadaccini, poiché grazie al ferro di Hong Kong siamo riusciti a reclutarli. Allora, vediamo adesso cosa intende fare. Altro carro rompiscatole che ce l'ha con i nostri lancieri. Ecco, hanno concentrato il fuoco da un'altra parte. Meno male, queste unità adesso le possiamo anche migliorare. Buono perché abbiamo tirato fuori questo carro che poteva darci un po' di fastidio. Quindi adesso 2 turni e recluteremo la nostra catapulta. Attusa. Che è successo? Allora, questo adesso lo mandiamo, ecco, qua in alto, che dobbiamo andarcene via. Un'esca, diciamo. Allora, con questi uomini continuiamo a bombardare il centro città. Questi uomini qui li possiamo invece fortificare per il momento. Lo scout lo mandiamo avanti per... Ah, no. Chi lo sapeva che qua c'era un accampamento? C'è una sfortuna proprio. Con questi invece facciamo un passo in avanti. Non possiamo attaccarli. Voi invece che siete questi, sì, diamo un attacco al centro nuovamente, dai. Bene. Ancora ci sono la forza difensiva della guarnigione che rompe le scatole, ma ancora un paio di turni e dovremmo farcela. Qui abbiamo quest'altro carro che possiamo spostare qua. Abbiamo anche i barbari che ci rompono le scatole. Andiamoci qua. Questi erano già fortificati. Rifortifichiamo. Vabbè, fortifichiamo ancora e fermi così. Qua lo scout prenderà qualche calcio nel sedere, ma adesso cercheremo di portarlo via. Eccoci qua. Purtroppo non ce l'ha fatta, il lanciere è stato attaccato dal carro, però l'abbiamo mandato via in un punto sperduto. Pace. E ancora ci offre di tutto lo zar. Ma noi continuiamo imperterriti nell'attacco. Meno male che adesso finisce la catapulta, almeno la mandiamo a sostenerci, perché le unità adesso iniziano un po' a scarseggiare. I lancieri già non ci sono più. E adesso dobbiamo iniziare a reclutarli nuovamente. Tanto l'oro lo stiamo accumulando ogni turno ed è importante. Ecco qua, ecco qua. I barbari. Attenzione che i barbari si mettono in mezzo. E allora, abbiamo terminato la catapulta, ragazzi. Quindi la catapulta... Allora, stallo. Addirittura lo stallo perché hanno la difesa del fiume e tutto il resto. Quindi la catapulta la dobbiamo spostare qua in avanti. Catapulta qua non può attaccare. Possiamo invece noi spostarci qua, dall'altra parte del fiume. La catapulta la lasciamo qui. E come produzione mi pare che la città era messa male, perché avevamo un po' di attrattiva in meno del solito. Ovviamente non possiamo reclutare altre unità. È importante, per evitare una ribellione, ecco, aumentare l'attrattiva con qualcosa. Ecco, l'oracolo potrebbe essere utile. I giardini. Irrigazione. Cosa ci fanno avere?
L'unica cosa che secondo me è importante per avere... Sì, potrebbe essere l'oracolo, però... Ovviamente l'oracolo... no, potremmo invece accumulare soldi, sfruttare una nuova casella e aumentare l'attrattiva della città, l'unica cosa. Vediamo un po'. No, oggetti, le caselle. Il commercio delle caselle, questa la posso vendere? Tipo, cliccando qua. No, non si può vendere a quanto pare. Come produzione, allora, secondo me la cosa più saggia è quella di acquistare un nuovo territorio come questo, aspettare i 120, però ci vorrebbe troppo tempo. Quindi tanto vale. Ecco, questo non aumenta. Giardini pensili. Potremmo fare l'oracolo. Il mecenatismo di grandi personaggi cosa 25% in meno di fede. 2 punti grande personaggio. Deve essere costruito in collina. Però per tutto questo tempo avremmo problemi perché non potremmo reclutare più nulla. Quindi, secondo me, la cosa importante per il momento è sbrigarci e conquistare direttamente quella città. Facciamo la tigre accucciata che la voglio vedere. E l'emissario lo mandiamo dove? A Hong Kong. Col sesto che mandiamo a Hong Kong che cosa otteniamo? Col sesto produzione aggiuntiva in ogni distretto zona industriale quando costruisci meraviglie. Mentre a Seoul ne abbiamo 3. Con il quarto non facciamo nulla. Quindi mandiamo l'ultimo a Hong Kong. Quindi mandiamo l'ultimo emissario. Oppure aspettate, a Zanzibar 4 oro per... Io ho 2 emissari con 3-4 oro in ogni snodo commerciale. Mentre se lo mando a Attusa ne ho uno solo. Quindi secondo me ormai meglio mandarlo a Hong Kong e terminare con questa storia. Vai, vai. Adesso, avendolo mandato a Hong Kong, abbiamo una produzione aggiuntiva. Unità attende ordini. Allora, tornando qua al fronte, visto che ci dobbiamo mettere a combattere pure con i barbari, che dobbiamo fare? Allora, queste unità le possiamo promuovere, ma ancora no. Fortifichiamo queste. Queste unità qua giù possono attaccare e un altro po' di danno lo faranno. Queste unità qua. Ecco, allora. Il nostro carro attaccherà un po' questi. Maledetti barbari. E adesso non so cosa fare. Questi continuiamo a fortificarli. Possiamo sfruttare questi altri arcieri invece per attaccare la città. Vai. Questi altri arcieri sono fortificati. Quest'unità attende ordini. E io direi di... No, attaccarla no, fortificarla. Questi li ho dovuti un attimino eliminare. Questi pure fermiamoci qua. I barbari ci romperanno le scatole. Penso che attaccheranno il carro perché loro sono io non prevedevo qua l'attacco barbaro sulla sinistra. Cioè già è stato difficile penetrare in Russia con tutta la loro armata che avevano. E adesso mi devo mettere pure... Ah no, quale attende ordini? Ah, già è passato il turno. Allora, vittoria schiacciante, no? E noi la... Ehi, qual è quella che... Ancora sapevo lo scout. Ma dai, voglio vedere che succede qua. Ecco. Dai, dai. Oh, grande, grande, grande. Meno male. Aia. Mi sa che adesso dobbiamo mandarli via. Cos'è questa? Ah, ho capito. Pace negoziata. Unità uccisa. Abbiamo perso la sovranità a Seoul, però io ho preferito mandarla a Hong Kong. Attenzione, Aio. Meno male che sono solo 2, non è che ci hanno fatto granché. Ma tattica significa fare quello che puoi con quello che hai. bene, abbiamo sbloccato la meraviglia, i tocalli e il picchiere. Perfetto. Come ricerca adesso andremo a capire bene cosa fare. Allora, come ricerca, le navi per adesso non ci servono. 6 turni le staffe. Apprendistato 16 turni. Zona industriale. Zona industriale, grandi ingegneri, produzione miniera, cava, produzione caselle. Questa ci permetterà di reclutare il cavaliere. Richiede il ferro.
Io direi di fare invece l'apprendistato, perché ci permette di creare le zone industriali che sono utilissime. Allora, arrivati a questo punto, queste unità possono ritornare qua. Queste altre unità le mandiamo invece indietro per evitare di essere uccise. E allora, mandiamo, attacchiamo. Bene, gli arcieri per forza devono, li facciamo attaccare. Arrivati a questo punto, ecco, la città dovrebbe perdere qualcosa. Allora, vediamo un po'. Questo carro, arrivato in questa posizione, io lo sposterei più indietro per evitare problemi. Ecco, lo metterei un po' più indietro. Quest'altro carro, invece, io lo sposterei ancora più indietro. C'è questa torre qua, ma dovremmo attaccare. Invece, torre d'assedio messa qua. Stallo addirittura. 33-34. Perdiamo un po' di forza noi, ma la perdono anche loro. Perché questi invece sconfitta minore? Dove sono messi? Che c'è di diverso? Perché questo è 35? Ah, forse per la quantità, per la forza lo possiamo bloccare. E io, no, io non attacco con questi perché ci perderei troppo. Questi hanno scoccato. Questi fermi qua. Sono indeciso. Allora, io porterei questo carro qua dietro. Così i barbari adesso si faranno il gioco con loro. Cos'è questo? Ah, attacco a distanza disponibile. Bene, e attacchiamo. Ah, abbiamo i balestrieri. Ma dove dovete andare? Mettiamoci qua. Ah, la catapulta anche può attaccare. Bene. Questo carro pesante qua dietro lo possiamo fortificare. E adesso cosa dobbiamo fare? Passiamo il turno. Oh, è arrivato commissionario. Vediamo che fanno i barbari, se ci danno una mano. Quanta fede abbiamo, mamma mia. Questi si sono fortificati, penso che hanno fatto. No, i barbari ci rompono sempre le scatole. Qua dovete tirare le pietre, maledetti. Arrivati a questo punto, che facciamo con questo? Stallo ancora. Possiamo tirargli 2 frecce. Qua, vai. Benissimo. E adesso, no, vittoria parziale. Dobbiamo lanciargli 2 pietre con la catapulta. Bene. E adesso il carro, forse, dico ma forse, potrà eliminare queste unità. Anche perché c'è di mezzo il fiume. Vediamo se possiamo farlo. Oh, benissimo. Ce l'abbiamo fatta. Arrivati a questo punto, ragazzi, utilizziamo gli arcieri qui per colpire la capitale. Però non facciamo granché di danno. Potete vedere che è diminuito in maniera esponenziale il danno che possiamo fare con gli arcieri, guardate. Mentre con questi iniziamo già a fare male. E allora, cosa possiamo fare? Allora, con questi potremmo... Aspettate. Saccheggia. Saccheggiando che succede? Visto che non possiamo usarli. Ci siamo presi un bel po' di roba. Qua possiamo anche saccheggiare perché non conviene attaccare per il momento. O forse sì. Non lo so. Boh. No, io una frecciata gliela tiro di qua. Però proprio quantità infinitesima. Allora, eliminiamo questi barbari. E allora incominciamo ad attaccare come si deve. Vediamo come funziona. Sconfitta minore. Qua stallo. Bah, io non è che ho capito bene. Dovremmo... La torre, torre. Ma io non ho capito. C'è una cosa... Allora, io voglio vedere una cosa. Città-stato, classifica, panorama... Dov'è la... Dove si guarda l'enciclopedia? Visuale strategica, opzioni, lenti... Cioè, dov'è la... Albero delle tecnologie. Allora, abbiamo scoperto noi la catapulta. Oh, no, aspettate. Volevo continuare a fare l'apprendistato, però volevo capire... Oh, allora,
Scalare mura, come si usa? Quando si trova adiacente a una città, le unità da mischia che attaccano ignorano le mura e assaltano direttamente la città. Qua c'è tutta la storia. Ma io l'ho messa accanto alle mura. Questa è la cosa che mi fa arrabbiare. Cioè, è accanto alle mura. Cioè, dove dobbiamo metterla? Queste unità ci sono pure sotto. Oh. Allora, attacchiamo. Perderemo un bel po' di vita, ma la perderanno anche loro. Il carro non serve in questi attacchi. Queste unità qua le fortifichiamo un po'. Adesso gli arcieri poi ci daranno una mano. Questo è fermo qua. Turno successivo. Ora la catapulta la facciamo arrivare. Questa torre. Oh, allora, oro per turno. Quanto? 4? No, no, non mi interessa. Io continuo così. Il carro. Ah, hanno reclutato un nuovo carro. Per rottura di scatole. Il problema adesso è questo. Abbiamo un'unità che non ci serve, la torre d'assedio. Perché le mura le conta. È come se le conta. Prende pure salute adesso la torre. Adesso saccheggiamo qua. Ha curato l'arciere. Benissimo. Questo qua possiamo spostarlo un po' più avanti, penso. E allora, arrivati qua, facciamo così. Forse questo è il problema. Mettiamo questi qua. E la torre... No, ma no, non è possibile. Cioè, dai, io stavo facendo un'altra cosa e mi ha spostato gli arcieri indietro. Questa torre la mettiamo qua. Ragazzi, io non riesco a capire questo concetto proprio. Allora, il carro messo qua. Saccheggiamo. È un palcoscenico. E gli uomini e le donne, semplici attori. Allora, ho spostato gli arcieri qua dietro per errore. Questi arcieri qua li fortifichiamo. E tramite la drammaturgia e la poesia possiamo cambiare politica. Abbiamo sbloccato +2 grande scrittore, ma per il momento non ci serve. 2 oro da lotte commerciali, 1 di abitazione, il costo delle caselle è ridotto, produzione meraviglie, costruttori, coloni, leader... No, va bene così per il momento. Cioè, questo ce l'abbiamo qua fortificato. Qua abbiamo questi spadaccini che potrebbero attaccare, ma essendoci la torre d'assedio... Torre d'assedio... non fa nulla. Cioè, io devo attaccare un attimo. Vediamo che succede. Abbiamo dovuto ridurre un po'. Oh, perfetto. Portiamo la catapulta avanti insieme a quest'altro carro. Come progresso civico, invece, andremo avanti con l'addestramento militare. No, pure la storia scritta. Grande biblioteca. Teologia. Non saprei. Proviamo invece teoria scritta. È la più difficile. 38 turni, va bene. Per il momento voglio capire. Qua questi purtroppo li abbiamo mandati indietro, maledizione. Vediamo che succede. La catapulta è lì. Oh mamma mia, quanti carri che hanno reclutato. Veloci a produrre questa tigre lì. Oh, quante catapulte. Governo. Cosa c'è qua? Allora, arrivati a questo punto, con questi arcieri, io direi di... Ecco, questi arcieri qua, vediamo se siamo fortunati, saccheggiamo e si sono curati. Perfetto. Questi arcieri li portiamo nuovamente avanti e con questi l'unica cosa che possiamo fare, penso, è attaccare, perché altrimenti questi qui possono saccheggiare. Perfetto. Saccheggiando, che abbiamo fatto? 25 cultura dal saccheggio. Qui non possiamo saccheggiare nulla, quindi fortifichiamo. Questi arcieri qua, l'unica cosa che possono fare è attaccare la città.
Il carro, arrivato qua, saccheggiamo. L'abbiamo curato. Ma noi, non saccheggiando, elimineremo anche possibilità a loro. Quindi questo carro ha saccheggiato. Questo lo fortifichiamo qui. Questi uomini li teniamo per supporto, fermi qua. Appena si avvicinano questi carri li buttiamo a terra con le frecce. Ora arriva la catapulta. Lo scout qua avanti. Vai. Catapulta, un altro paio di turni, la mettiamo qua. Altro carro. Meno male che ce l'hanno con i barbari. Forza. Sì, adesso li fortifichiamo questi. Non gli facciamo fare più niente. Tanto abbiamo distrutto tutte le cave possibili e immaginabili. Arrivato qua, che facciamo? Questo carro si dovrà spostare per forza. Questo carro qui, sconfitta. Quindi mandiamolo via. Ecco, una cosa interessante, questo carro invece può già raggiungere una posizione. Per esempio questi li possiamo mettere qua e attaccare qua. Vai. Ecco, sembra stupido ma abbiamo fatto parecchio danno. Questi qua non ci arrivano purtroppo. La catapulta subito al fronte. Questi qui fortificati. La torre, gli spadaccini fortificati. Boh, la torre d'assedio. Esci dalla formazione di scorta e basta per il momento. Quest'altro carro invece lo possiamo portare qua giù. Ottimo, unità attende ordini. Lo scout va a dare un'occhiata lassù. Un'altra unità che attende ordini. Questi arcieri. Volendo stiamo fermi. Abbiamo la nostra torre che si... Ah, qua abbiamo un altro... Ah, ecco, qua ne abbiamo un altro che lo fortifichiamo. Prenderà qualche colpo. Qui abbiamo questi arcieri che sono fermi, quindi l'unica cosa che possono fare è attaccare il centro città per tenerlo sempre abbassare sempre la possibilità di rigenerazione. Dormentati. Turno successivo. Ora al prossimo turno, ragazzi, spengo e riaccendo per vedere se funziona tutto. Lo sapevo, già me l'aspettavo. Vabbè. Ma io me l'aspettavo già. Ancora, non ne voglio. Ok. Allora. Facciamo, salviamo, appena finiamo. Salva. Arrivati a questo punto facciamo la nostra azione. Arrivati a questo punto possiamo addirittura con questi arcieri qua, io direi, intanto la catapulta la portiamo qua in avanti. Movimento. Possiamo eliminare questi intanto. Può attaccare? No. Sì, eliminiamo questi. Ok, e questi li spostiamo qua. E la catapulta al prossimo turno la mettiamo qua. Questo carro qua lo spostiamo indietro. Questi arcieri non arrivano laggiù. La torre la mettiamo qua. Che brutto errore che ho fatto. Che la torre adesso bloccherà la strada. La spostiamo dopo. Comunque, per il momento questi li fortifichiamo. Questi li fortifichiamo pure. La catapulta, questo pure. Gli arcieri che sono messi qua, l'unica cosa che possono fare è attaccare. Vai, attaccate. Quest'altro carro fortificato. Scout, gira di qua. Salviamo. Vabbè, ragazzi, rischiamo, dai, continuiamo a registrare. Allora, purtroppo ci attacca sto maledetto. E allora, arrivati a questo punto, la catapulta può attaccare?
questa maledetta torre inutile. La torre. Ok. Catapulta. Allora, mettiamola qua. Arrivati a questo punto possiamo attaccare con le frecce o no? No, saccheggiamo qua. Oh, abbiamo preso un bel po' di fede. Vittoria schiacciante. Il carro otterrà una vittoria decisiva. Questo carro lo spostiamo qua. Qua ci deve essere un accampamento, qualcosa. Questi adesso possono attaccare nuovamente. Lo scout lo mandiamo qua. Lo facciamo saccheggiare al prossimo turno. Quindi stop, questi. Stop, questi. Attaccano qua. Allora, ragazzi, io salvo perché è troppo rischioso. Quindi vediamo un pochettino se sta registrando. Dai.